Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Bene, oggi siamo particolarmente allegri anche perché stiamo per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Quando succede questa cosa noi siamo veramente felicissimi. Siamo in celebrazione. Bene. Buongiorno ascoltatori. Allora, siamo Pontini, buongiorno, diciamo buongiorno ascoltatori, benvenuti. Questa è Diva FM, Radio Club Rovigo, Made in Polesine Web TV, ma naturalmente saluto da parte mia Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Come andiamo? In cuffia sì, si sente un po', ma un po', ti assicuro che funziona tutto bene. Vabbè. È uno dei pochi casi insomma che dove le cose funzionano. Cuffie nuove, una volta erano nuove, adesso dai, un po' meno. Andiamo con i titoli subito, velocemente, perché siamo come sempre di corsa, di fretta e di furia. Allora, primo titolo: Ater, quante sono le case sfitte? punto di domanda. Sono molti, lo mettiamo, guarda, esatto. il punto di domanda. Poi, secondo, diploma da pescatore, successo e opportunità. Abbiamo dei titoloni quest'oggi. Adria, capitale della pesca sportiva. Poi Portotolo, lavoro a 400 persone. Anche questa è una notizia bella e buona. Torino, amici, Ficco e ultimo ma non ultimo, commercianti verso Teatro Adria. Ecco qua, questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine. Brevissima pausa e torniamo tra pochissimo. E siamo pronti ad iniziare questa nuovissima puntata scoppiettante delle cuffie scoppiettanti. Voi lo sentite, però noi non lo sentiamo. Adesso ti senti tu. Ci arriva qualche scarica. Vai. Primo titolo, Ater, quante sono le case sfitte? Allora, perché parliamo di questo? Perché l'Ater, che è l'azienda che appunto gestisce le case popolari, è stata attaccata dall'amico Renzo Malangon, con il quale faccio lo split center, perché ha detto che facendo un rapido censimento delle case sfitte che ci sono nella provincia di Rovigo, ci sono ben 500 appartamenti che potrebbero essere assegnati ad altrettante famiglie che sono magari in lista. Allora, cos'è che questo vantaggio che sarebbero da mettere a posto, potrebbe crearsi un indotto importante tra muratori, elettricisti, eccetera. E parla appunto di 500 case appunto sfitte che potrebbero essere assegnate. Però dopo c'è stata subito la risposta del presidente dell'Ater, Guglielmo Ferraresi, dicendo ma non sono 500, sono 150. Al di là che anche 150 non sono poche. Sì, però da 500 a 150 insomma cambia un po'. Però la mia perplessità, io ne ho parlato sia con Renzo Malangon che con altri, perché queste case non vengono poi assegnate. È vero che qualcuna è decentrata nelle frazioni, che nessuno ci vuole andare a abitare nelle frazioni, però se uno viene assegnato una casa dove paga pochissimo d'affitto a una famiglia, gliela mettono a posto, eccetera, anche se magari è in una frazione a 10 km dal centro, ben venga. Perché? Però secondo me anche qua la realpolitik salta fuori, nel senso che in questo momento qua che ci sono una votazione ogni settimana, adesso c'è fra poco la votazione regionale in Emilia Romagna e in Calabria, ce ne sarà una c'è a maggio. È molto facile che le case che vengono assegnate anche a extracomunitari. E siccome dal punto di vista votazione non vale quindi ogni volta si mette davanti la propaganda alle reali necessità delle persone, e questo è molto grave. Certo. Che siano 500, che siano 150, sono in ogni caso tante. Secondo me potrebbe crearsi un indotto importante per gli artigiani e le persone che le possono mettere a posto, e quindi monitoreremo tutto questo e ne vogliamo sapere un po' di più. Assolutamente sì, perché ci sembra una cosa un po' anomala. È un po' anomala. Se sono i graduatorie delle persone extracomunitarie, se lo meritano, bisogna dargliela stop senza fare né demagogia e altro, e non bisogna cavalcare nell'eventualità. La politica, vedi cosa. La politica fa cagare. Diciamo. Sai che ho visto Amamet, il film su Craxi. Ah sì? Sì, allora a me il film non è piaciuto, però
Favino è un grande, no, non è un attore, è un mostro, bravissimo. Bene, bello. lo andremo a vedere anche noi, insomma. Vale la pena perché, cioè, no, il film è noioso, però l'interpretazione di Favino vale la pena proprio di tutto il film. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Medipolesine. Allora siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medipolesine, ovviamente. E adesso il secondo titolo che andiamo ad affrontare, molto molto importante, parliamo diploma da pescatore, successo e opportunità. Ecco, ne abbiamo già parlato che quest'anno è cominciato appunto questo primo corso di un diploma per operatori ittici, penso noi abbiamo semplificato dicendo pescatori, sì. Però praticamente dopo 5 anni ne sai un po' di più per quanto riguarda biologia, per quanto riguarda anche tecniche di pesca eccetera. E quindi il bilancio a questo secondo anno è veramente importante, quindi si ringrazia l'IPSI a Colombo, la responsabile Tosato ha appunto fatto una presentazione di questo i primi 2 anni ed è molto molto soddisfacente. E niente, qua da noi si comincia a muovere qualcosa, perché abbiamo parlato la settimana scorsa di Amazon che sta sbarcando prova ad alzare un po', che sta sbarcando un po' in Alto Polesine, abbiamo parlato delle opportunità che darà, e dopo ne parleremo più approfonditamente per quanto riguarda la riconversione di Polesine in Camerini, e quindi anche, visto che la pesca è la prima attività del nostro Basso Polesine, ben vengano queste scuole. Speriamo che poi ci sono degli illustri predecessori di persone che si stanno impegnando in maniera alternativa anche nella pesca. Ricordo le ostriche rosa di Scarovare, che stanno veramente conquistando il mondo, quasi tutti i ristoranti stellati le stanno adoperando, e quindi questa è una bella notizia. Speriamo che da questa scuola vengano fuori dei professionisti che facciano fare un ulteriore salto al nostro comparto ittico, e chapeau. Bravi, perché questa situazione è veramente positiva, insomma, l'aspettavamo da un po' di tempo. No? Sai cosa? La paura è che, come è successo quando si faceva il corso ITIS di perito nautico, che poi dopo manchino le adesioni e la scuola finisca. La polemica ultima è un'altra cosa, però visto che c'erano pochi bambini hanno chiuso la scuola media di Potrighe, quindi, però cerchiamo di tenere duro e speriamo che appunto questa scuola continui ogni anno per tutta la vita. Per tutta la vita. Bravi, complimenti all'Ipsia Colombo. Bene, allora abbiamo finito. Già fatto. Se volevi aggiungere qualcosa, perché non vorrei mica interromperti. Perché sai che poi sono. Dopo si arrabbia. Sono per Malosino. Signor Maggi si arrabbia moltissimo. Sì, sono per Malosino e Ino. Dai, tra poco siamo ancora qui con voi per continuare Medipolesine. Siamo sempre noi, siamo pronti per continuare come sempre Medipolesine. Abbiamo parlato prima di pesca e di questo cosiddetto diploma per pescatori. Adesso invece siamo un po' sul dilettantistico, se vogliamo, perché Adria, capitale della pesca sportiva, quindi c'è questo hobby, insomma, c'è chi va a caccia, chi va a fare giretti in bicicletta, chi va qua invece si fa. Sia cosa che delle 4 cose noi non facciamo nessuna cosa, siamo i veri pigri. Vai. Allora, cosa succederà domenica 19? Che Adria sarà invasa da pescatori, perché ci sarà la Street Fishing Game che si svolgerà per la 4ª edizione appunto sul Canal Bianco. È una bellissima iniziativa. Arriveranno pescatori da tutte le parti d'Europa, addirittura dall'Ungheria, sai che da noi ce ne sono un sacco di ungheresi che pescano in Silure eccetera eccetera, però questa qua è una pesca sportiva e appunto domenica 19 ci saranno 216 partecipanti, 72 squadre, bellissimo, secondo me è una cosa interessante. Abbiamo sempre parlato di marketing territoriale eccetera eccetera, quindi 216 persone che vengono qua e dormono qua, mangiano qua, pescano qua, sicuramente porteranno qualcosa. Mi allaccio al discorso che è ormai una vita che facciamo. Se ci stiamo dietro a queste cose, tipo pescatori, tipo podisti, tipo ciclisti, e gli diamo anche delle strutture,
strutture vuol dire per i ciclisti la zona ciclabile. Ricordiamo che c'è la famosa ventola ciclabile che va da Torino a Venezia, naturalmente salta il delta. Perché non abbiamo le piste, insomma. Un'altra cosa da non sottovalutare, che tra l'altro ci sarebbe anche la pista che è sotto, diciamo, l'argine, il discorso ippico, quindi quei cavalli, ci sarebbe un modo da inventare e speriamo che qualcuno prenda la palla al balzo. Adesso strutture non ce ne sono tantissime, però ultimamente tantissimi bed and breakfast sono stati fatti. Sì, almeno questo sì. Trattagli un po' Portoviro e Porto Tolle, ci saranno penso una trentina di bed and breakfast. Ci sono senz'altro. E quindi adesso una mano nel cuore agli nostri amministratori, spendete un po' di soldini, fate una bella pista ciclabile. So che ce n'è una che è progettata ormai da mo' a Porto Tolle, che dovrebbe andare da Porto Tolle, dal Molo fino a Scardovari, e naturalmente gli stand by non è stata fatta. Una volta che si farà questa, una volta che poi si farà anche il ponte che doveva essere ciclabile su l'Adige, e quindi si potrà passare da Chioggia fino a Ravenna senza passare per la Romea, vedrete che qualche bel vantaggio certo, qualcosa cambia, porterà sicuramente dei benefici. Quindi amministratori un po' meno litigi, mettetevi tutti insieme, una mano nel cuore, una mano anche al convivere. È un po' più di concretezza, se vogliamo. Bravo. Invece fa baruffa, qualsiasi cosa. Sembra una cosa normale questa. Vabbè. Noi ci assentiamo per una brevissima pausa. Allora, prego. Attaccati un po'. Mi attacco. Pago io. Ecco, è qui che volevo arrivare. È tutto questa settimana è tutto. Vabbè. Succederà qualcosa senz'altro. Tra poco. Guarda, sei stato di parola veramente in questo caso, perché prima abbiamo bevuto il caffettino, come sempre noi durante a metà trasmissione più o meno, tra una canzoncina e l'altra, ci beviamo il caffè, e questa settimana aveva detto lo offro io, e l'ha offerto veramente anche al nostro regista, che roba grande, un evento. Dai, stiamo scherzando. Tu sai cosa sto pensando? No, ma non dove ti vorrei mandare? Tu sai dove ti vorrei mandare? Sì, ma mi hai già mandato con il pensiero, lo so. Sì, vabbè. Detto questo, andiamo avanti allora con la puntata di oggi di Made in Polesine. Parliamo di Porto Tolle, lavoro a 400 persone. Allora, però ne parliamo perché sembra che ormai ci siamo, c'è bolle in pentola che si aprirà, cominceranno i lavori per la ristrutturazione per la riconversione della centrale di Polesine Camerini. Verrà fatto un villaggio straordinario da una delle aziende più importanti in Italia per quanto riguarda l'open air, che è l'Human Human di Firenze, e a regime porterà lavoro a 400 persone. Da una dichiarazione del sindaco Pizzoli, che naturalmente noi non dubitiamo, ha detto che stanno cercando di capire per quanto riguarda la viabilità i disagi che potranno crearsi e cercare di prevenirli, e questa è una cosa molto importante. E quindi quel discorso che abbiamo fatto prima del marketing territoriale anche per la pesca eccetera, ci aggiungiamo che ci sarà questo grossissimo insediamento, ricordando che ce n'è uno già abbastanza attivo, che è il villaggio Barcata, che certo, sì, questo qua ne cioè nel delta del Po, mi sembra nel 2018, non l'anno scorso, non lo so, ma 2 anni fa sono arrivate 350.000 persone, che per una realtà come la nostra, ricordando che abbiamo anche spiagge che non sono gigantesche, ma abbiamo i parcheggi eccetera, sono numeri importanti. Detto questo, si spera che se si porterà a termine questa riconversione, ricordiamo che ancora nell'area il problema della della bonifica, ancora non si è capito chi la farà eccetera eccetera, magari se qualcuno potesse dare anche delle risposte, secondo me è una di quelle occasioni, opportunità che il Delta del Po deve prendere ad occhi chiusi. Assolutamente sì. Ad occhi chiusi. Bene. Quindi bravi a Porto Tolle, che si sta muovendo, bravo il sindaco, che tra l'altro il sindaco di Porto Tolle è sempre attivo. È sempre molto... Sì. Molto bravo attivo. Roberto Pizzoli. Va bene, che salutiamo naturalmente. Allora, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento.
Allora questo è sempre Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, eccoli qua, come si dice, eccoli qua. Adesso ultimo argomento, parliamo dei commercianti verso Teatro Adria. Allora, c'è stata una dichiarazione nei giornali proprio di questi giorni, di ieri o l'altro ieri, del sindaco Barbierato, che ha detto che per chi farà acquisti nei commercianti di Adria, onestamente non so se commercianti del corso o tutti i commercianti di Adria, io spenderei tutti i commercianti di Adria, e quindi presentando lo scontrino, chi farà acquisti entro il 2 febbraio, quando comincerà appunto la stagione di prosa del teatro, ci sarà un grossissimo sconto per quanto riguarda i biglietti nel teatro sociale. Vedi? Io pensavo saranno 1 euro, 2 euro, invece no, perché nello specifico i biglietti da 25 euro scenderanno a 15, quelli nella prima e seconda galleria da 18 a 12, mentre per gli studenti la platea passerà da 12 a 8 euro e la galleria da 10 a 5 euro. Secondo me è un'iniziativa bella, buonissimo, bravo a Barbierato, che ogni tanto lo bastone, no? Sì, no, vedi che questo qua secondo me è un'iniziativa molto importante anche sia per portare gente in teatro, insomma, e anche per anche perché poi i commercianti non giocheranno. Sì. Sappiamo che ci sono anche i parcheggi gratuiti in questo momento qua, quindi c'è un pochino di sinergia, sapendo che fino a ieri c'era un po' di attrito tra commercianti e l'amministrazione nuova, e quindi questo viene a favore delle due categorie, amministratori e commercianti. Bravi. Questa qua veramente è una bella iniziativa che secondo me potrebbe essere copiata anche dalle altre amministrazioni, certo. Per esempio Vilo sta facendo una bellissima rassegna teatrale, potrebbe farla anche lei. Rosolina, anche loro, bellissima rassegna teatrale con Drastico, con artisti di serie A. Anche lì vai a comprare il negozio del paese e fai uno sconto. Bella idea, bravi, chapeauissimo. Bene, a volte si trovano delle iniziative importanti, che basta anche poco. Basta anche poco. Bravi, veramente. Bene, allora tra poco per i saluti finali. Quest'oggi siamo stati veramente velocissimi, sì. Una puntata proprio qualche minuto in meno lampo, diciamo, sì, perché abbiamo avuto degli argomenti molto importanti che siamo riusciti a sviluppare in maniera, diciamo, un po' più ristretta. E poi ci sono delle canzoni lunghe, perché abbiamo messo qualche canzone degli anni 70 che sono dai 4 minuti in su. Vedi? Allora dai, con questo abbiamo veramente concluso, noi ci sentiamo la prossima settimana, ricordiamo come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV, da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, auguro di un buon fine settimana come sempre, il nostro classico countdown non può mancare assolutamente. 3, 2, 1, ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.